Buondì a tutti e benvenuti a questa nuova trasmissione da nostra emittente Telemare. Si c'è sempre con il professor Ferruccio Tassin, che è un nostro amico di trasmissione in lingua furlana qui su Telemare. Partacà questa nuova avventura, questa nuova esperienza che ci porterà a fare un giro paglesis dal Quei, questa zona bellissima che è a confine fra lo Stato italiano e il Slovenia, che si ora di cultura, si ora di antichità, si ora di ansia di buon sta. E allora tachin culi di Brassan, Donza Cormons, e visitante la iglesia di San Lorenz Martar. Ma prima varesi domandai saludante il professor Tassin sul di che si interessa di Quei, da Iglesia dal Quei, perché sarà lui la nostra guida in questo viaggio. Allora, prima di tutto mi interessi per un motivo preciso, perché faccio parte dall'Istituto di Storia Sociale e Religiosa e quindi è un argomento di mio interesse. E dopo, per combinazione, mi hanno ingaggiato per fare un studio sull'Iglesia del Quei e sul PBL dopo mi hanno mollato, mi hanno lasciato in Barghesi di tela. E allora io ho studiato anche su EU per mesi, forse anni, a Tor Paglesis dal Quei, per l'archivio parrocchiale, l'archivio di Trieste, di Gurissa, di Udin e hai tutti insieme libri Chiese del Coglio e hai tutti gli inglesi dal Quei, fur che Chiese di Gurissa che si considera un caso a parte, insomma, e dopo avevi già stati studiati. E così mi sono chattato che a Brassan mi sono chattato un lavoro bene perché sono inglesi straordinariamente belli, no? La iglesia su di San Giorgio, che è dal Drago, ecco, che è la iglesia Mari, potete considerarla, anzi se una volta che l'iglesia dipendeva da Basia di Rosasis, e dopo era già una iglesia che pisula, una iglesia da Madonna, e dopo hanno fatto al 1763 hanno fatto la iglesia di San Lorenz Martir. Per sé hanno fatto questa iglesia, l'ha fatto per un motivo non ora pratico, perché che volta che aveva un minimo di dolore e era la stragrande maggioranza, non poteva la sua fine, perché la iglesia, quando era la plebe una volta, la plebe si lava a sposarsi, prima si lava a battiarsi e dopo si lava a farsi seppellire, no? Allora hanno pensato bene di partire l'iglesia perché altri ampliare l'iglesia qua, Sì. che era già, e fa una più grande. Il fondo battesimale del 1569, no? E era l'epoca subito dopo dal Concilio di Trento, quando si arriva di razionalizzare anche l'Iglesia, in modo di servire meglio il popolo, che non dovesse là all'Ipleve si fa una grande fadia. Si conosce che era una iglesia prima di Cristo, perché se vedessi è la sente, la clamica, la cinta, no? E in pratica è una fortificazione elementare e all'interno stava la iglesia che là venga a rifugiarsi quando era qualche battibui, no? Però vedete che dopo si è alzato e hanno fatto anche un bel ingresso spettacolare, un portale barocco. Per dire la verità, se fosse in età di che Pieri si vedrei dei rombi che sliserissero anche alla base, no? Ecco, e attorno una volta era al cimitero e che iglesia qua è anche preziosa per qualità dall'arredo che da Trenti, no? Da due pali del Fontebasso di Francesco Fontebasso e la seconda è una storia patetica perché la seconda è stata finita dal Domenico Fontebasso perché lui intanto è morto. Però si deve sapere che volta, per quel che riguarda la committenza, aveva in mano i dettava fil per segno al pittore su che doveva fare sulla destra, sulla sinistra, in alto, in basso. Tanto è vera che quando ci ha mandato la prima volta al bossetto gli hanno precisato certi robis e dopo la finita che Domenico Fontebasso si conosce al da man dal FIC che non era all'altezza da man dal pari. Per esempio
un Santo Rosario che le tenuto da Madonna che le dur come un quarignolo, insomma, no? Non ha che mollezza che poteva avere al pittore. E lì le raffigurata la Madonna col bambino, la Madonna del Rosario col bambino, con Santo Giuseppe, col Giglio, col Boston Florid, come la tradizione del Giglio, con San Domeni e sotto al cian che con la fiaccola il varese inflammata al mondo, così si aveva insumiato mare prima di partorirlo. No, la storia è venuta dopo Domenicane, anche i cani, cioè che guardavano l'ortodossia, eccetera, perché è un ordine che è venuto su per combattere le eresie, questa è vera, ma che dei Domenicani è venuta una leggenda dopo, la vera leggenda è che da Mari che si è insumiato di questo. E dopo è interessante anche perché al posto di Santa Caterina, che di solito metteva in Santa Caterina, è Santa Rosa da Lima, che è la prima santa da Americhis, no? Ecco. Invece sulla destra vengono i due Sant'Antonis, Sant'Antonio Abate col suo bastone a tau e con la campanella, e Sant'Antoni di Padua, anzi di Lisbona, si chiamava Fernando, ecco, in basso, si vede che gli dava più importanza a quel che proteggeva al bestiame, perché il bestiame in che volta era una lavoro importante. Per sé tanta insistenza sul rosario, non domenica, ma anche in altri bandi, per forza, perché Cavicin era al convento di San Domeni di Cormons, era il convento di San Domeni di Fara, era il convento delle poverelle di Fara, che erano un femminis che vivevano dal suo lavoro, ma sotto la regola di San Domeni. Dopo era importante spazio, sì, dopo l'era a Cividad, anzi, e dovevano sapere a Cividad che era importante perché Cal era Veneto, non era Austria, è diventata Austria dal 1966. Si sa che sono particolarmente attaccati all'Austria, che di Barzan, no? Però un po' sai, sono ciappata per l'Austria, perché prima era Vignesia e un altro convento domenicano, un lavoro importante, era a Cividad e un altro era ad Ael. Era della congregazione riformata del Beato Jacopo Salomone, sì, è una congregazione riformata. E anche un ordine un po' che tralinea rispetto alla linea che aveva dato il fondatore, allora lo rifondi, sarebbe una specie di rifondazione, no? Sì. Ecco. E dopo viene l'altar maggiore dal Giuliani, di Francesco Giuliani di Udin, soprannominata Lessano, che le Biel, una buona Biel, le rappresenta l'idostatus di San Juan Battista, anche perché il proteggeva contro la furia d'Agis che era, veniva io da Mont, rapinosa l'aga, no? E di Catrabanda le San Lorenz. Allora, ca San Lorenz, pasora San Zors, chist Anas nos dice che Cal era un presidio longobardo, d'altra banda testimonianze longobardi sono, d'altra banda la vicina Cividad era, e d'altra banda anche che al patriarca che è stato per più di un secolo a Cormons, al team dei Longobards, al team dei quanti Longobards erano ormai in crisi per dire la verità, e l'elat a Cividad e lei è un altar una biel che mostra dal paliotto la scena di Emmaus e da formelli laterali al mostra sia il martiri di San Lorenzo e sia San Zors che il Coppa al Drago per far capire la pari dignità, la comparrocchialità. Che era una mobile e una scena dal tempo. È una scena dal Siezent, esatto. Perché anche la forma dal caminetto è una forma dal Siezent, no? E fa sviodi la scena da reclamare spartana di Cristo e dai Apuesti, è una scena anche familiare, più che di osteria è una scena familiare, ecco. E questo altare è spettacolare anche perché la Glesia è in leggera pendenza e quindi l'altare risalta in modo particolare. Però le varie epoche sono un lavoro ben amalgamati perché si vede che sono affreschi e anche decorazioni, per fortuna la sadis, perché di solito hanno in tutte le decorazioni, fanno in colore unico, di Leopoldo Perco.
anni 20. Leopoldo Perco è stato un pittore restauratore di Lussinis che l'ha fatto una parte da figure che sono in gran parte chiesti i sans di origine quilleiesa. Parzora invece è l'assunta che è stata fatta dal Schiavi, che era un pittore dal Vozen di Tolmies. Ecco. E sì che sono amalgamati ben dopo forse la pittura più antica, è una scena battesimale lì del battisteri, anzi, per dire la verità, vedi che il battisteri è da vecchia iglesia, perché le pistole squintiate, e invece la zona del battisteri è magniloquente, c'è una vora alla grande, no? E dopo hai una bella serie di segni biblici anche sulla cantoria. E ultimamente l'organo è stato fatto restaurare di Don Furio Pasqualis, che era un professore di conservatori, insegnava organo in conservatorio prima di essi predi, no? E la iglesia è stata restaurata una volta ben, forse si è esagerata, ridorà, per esempio ridorà la portella dal tabernacolo, che non si capisce come se è originale o se è una copia. Sì, c'è l'anzi intorno, dentro di questa iglesia si vede che è una iglesia siora, anche se la dimensione è piccola come il che del paese, però alla tanto che dentro di sior, di biel, di insomma, artigianato sior. Sì, difatti il motivo è che questa era una pleve, no? Una pleve era una iglesia mare che aveva diverse filiali e che doveva venire, per esempio, la Sabida Santa per funzioni da Sabida Santa alla matrice e anche al dì del Corpus Domini, e venivano su una certa gerarchia di ordine, li cross, anche da pleve, tante volte si chiamavano anche a colpi di cross perché non erano d'accordo sulle precedenze. E allora la plebe doveva avere una certa dignità, che un plevan era poco manco che un monarca, ma in senso buono, in tal senso che lui voleva che la dignità si esprimesse sia dai contenuti ma anche dalla forma. E la forma era diversa per le biela, cross come che si vede qua dal 500 e dal 600, calis biei, tutta l'altezza, dai banks in poi, ecco. Ad Alberto Pitone, che era plevan a metà Siezenti, che è un personaggio importante anche per sé che l'assisteva le consorelle di carità che erano sia a Cormons che a Romans, benché lui fosse in un stato straniero, perché Calle era Veneto e a Cormons era Austria, li assisteva lui questi consorelle di carità importantissimi perché gli insegnavano a lei e a scrivere le frutti oltre che la dottrina cristiana. E il dis, insomma, il ciacara da vari paesi del plebe, di Rutars, di Visinal, di Villagnova e via discorrendo, e dopo il dis che questo popolo fiero di confine io l'ho pacificato ed ora vivono in pace. Insomma, come un monarca che facesse una relazione al suo popolo quasi, diserei, come proclama il suo popolo, per dire che l'ha fatto. Dal resto si vede anche dal baldachin, no? Il baldachin che serviva per il Santissimo, tieni in conto che tal si è i giornate di festa religiosa erano un 150 anni, un 150 l'anno, tanto è vero che l'hanno su tanto il proverbio contrario, o per un santo perché l'altro non sono arrivato a fare noi. E il baldachin è il font, il cielo del baldacchino, in tessuto di fili d'oro, insomma è una roba preziosa, una tela preziosa dal 600, no? Si vede, ecco, si vede in due schist particolari. Dopo il torno a San Giorgio dai crocifissi, no? Dopo il torno a San Giorgio dal crocifisso, il torno a San Giorgio da Formella, come che viene detto prima, e d'altra banda San Giorgio, come ha bisogno di maestri, è una iglesia sierada, e è venuta su, là che era una volta un castello, dal Medioevo, ma non è stato ricostruito più. D'altra banda si capisce perché a San Giorgio doveva essere un luogo importante, no? E passava, sbrissava d'Onza la strada che da cui lei portava a Cividad, quindi una strada importantissima, che era il Puin, no?
sugli udri e quindi si capisce, intuisce anche l'importanza strategica, look di Agis, no? Vin San Juan Battista, ma San Juan Battista d'altra banda la Enzi lo sentiva in tor, perché lei era un santo un'ora, gioremi un'ora ben, prima di tutto perché lei era quel che l'ha battiata al Signore, già fatti di battistrada al Signore, al sberlava contro i siors, non aveva paura di opporsi ai siors e viveva in maniera pura, era il massimo per purain, tanti vera che dai elencos dai Nasus, il nome che l'era prima di Dutz che altri l'era quel di Juan Battista, come il nome di Maria, Tita, sì, o come il nome di Maria da Madonna per femminis, no? Di Maria, Maria Annunziata, Maria Assunta, Maria Immacolata, Maria Chis, Maria Chel, ma Maria era la base, no? Era la prima dei Sans, la Madonna, ecco. Sì, allora abbiamo veduto i crocifissi del 500, ma anche roba più recente, i banks dal Vozent che sono... Sì, i banks dal Vozent, ma sempre fa perché si dia all'altezza, cioè ormai, anche se la plebe è declinata fino al concilio, fino alla fine del patriarcato, dopo sono restati pochi inglesi sul titolo di plebe, però era drenti sia tain sia tai plevans, tai predis, la mentalità che doveva essere sempre all'altezza del suo titolo, all'altezza della sua storia. Chi è biel, no? Chi è un lavoro biel. E con questa si ha la visita da prima iglesia di questa nuova schiera di trasmissioni che è attaccata con UE. E se molti la seno, professor, se molti finiscono questa prima tappa dal viaggio che non spieta. Ma io gli dici una roba sola. Sono stato oris sui Ciampanì, sono stato oris drenti e furdaglesis e mi fermavi soprattutto quando era la fumata, perché li si isolava così bene che io li capivi miglior di tutto. E concluderei così che una iglesia dal quale non vale la pena di visitarla, ma anche di meditarla.